Per cortesia, in zona premiazioni, Barbara Vettoretti, Vanessa Andretta, Angelica Sinibaldi e Marta Giovannoni. Ed è partita allora questa prima serie con tante protagoniste in vasca. Andiamo a vedere subito chi parte col piglio deciso. Teresa Soldati, 29,69, per lei che nell'edizione 2010 dei campionati italiani giovanili era stata argento in questa specialità dei 400 stile libero. Roberta Ioppi subito vicina, 29,77, poi Nina Cesar 29,83. Roberta Ioppi, atleta conosciuta, nata e cresciuta al Veneto Banca Montebelluna. Con questa squadra è arrivata al vertice, è arrivata alla vittoria dei campionati italiani nel dorso, la sua specialità preferita. Poi proseguito il percorso nuotando al Team Lombardia, ma sempre presente nelle edizioni del meeting. Ed è proprio Roberta Ioppi che si porta in testa, 1:01,61 per lei ai 100 metri davanti a Teresa Soldati e Jasmine Agnoletto che risale in terza posizione. Roberta Ioppi, ottima interprete anche dello stile libero, è stata bronzo ai campionati del mondo universitari con la staffetta azzurra 4x200 stile libero e più volte medagliata ai campionati italiani assoluti nei 400 e 800 stile libero. Ioppi ancora in testa, 1:33,30, Soldati 1:34,33, Agnoletto 1:34,53. È proprio di Roberta Ioppi il primato della manifestazione, 4:07,26, stabilito nell'edizione del 2008, il primato regionale 4:04,42 di Simona Ricciardi. Primato italiano, naturalmente targato Federica Pellegrini, 3:57,59. Per cortesia, Vanessa Andretta in zona premiazioni. Roberta Ioppi avanti ai 200 metri, 2:05,03, si fa sotto l'Agnoletto che è in seconda posizione in questo momento, 2:06,87, poi la Soldati, un po' tardate le slovene, con Roberta Ioppi che allunga, ottimo stato di forma per lei, 2:36,92, Agnoletto che segue a 2 secondi e 53, ha tirato in 2:39,45. Primato europeo e mondiale della britannica Joanne Jackson, 3:54,92, stabilito a Leeds nel 2009 nell'era super costume. Intanto Roberta Ioppi ancora in testa, si vira al passaggio dei 3/4 gara dei 300 metri, 3:08,72, 3:12,31 per l'Agnoletto, poi la Soldati 3:14,04. E allora siamo alle ultime due vasche con Roberta Ioppi solitaria al comando, per lei 3:40,94, sembra sfumare la possibilità di un primato della manifestazione, primato che abbiamo detto le appartiene, 4:07,26, Agnoletto in seconda posizione, c'è l'attacco della Cesar alla Soldati per un posto sul podio. Roberta Ioppi, ricordiamo, da diversi anni nazionale assoluta, quest'anno in un anno olimpico, un anno davvero importante per lei, dimostra di esserci, di essere pronta a questa stagione, va a vincere i 400 stile libero, 4:12,53 per lei davanti a Jasmine Agnoletto, Veneto Banca Montebelluna, 4:18,18. Teresa Soldati alla meglio sulla Cesar, 4:20,43 di crono. Ma ci dobbiamo ricordare nella classifica generale anche i crono nuotati nella